Il nome Informaarte nasce proprio dall'unione della parola informare e arte, e nel progetto la cosa importante era dare l'opportunità ai ragazzi del Luzzati di portare informazione proprio riguardo a questa opera di restauro importante che si svolgeva all'interno dei laboratori delle aule del tribunale, portarla fuori e renderla, diciamo, fruibile anche dal pubblico normale. Si sono occupati del seguire le fasi del restauro delle due casse processionali che sono presenti nelle nicchie della cattedrale di Chiavari. Hanno seguito le fasi del restauro proprio sul cantiere di restauro, fotografando le varie fasi e poi sviluppando sotto l'aspetto grafico l'impostazione dei pannelli che adesso sono esposti qui nell'auditorium di Chiavari. Questa è stata una cosa molto interessante perché portare un artista di un'epoca piuttosto vecchia nei giorni di adesso vuol dire che si cerca di tenere sempre alto il valore dell'arte. Qual è il rapporto tra l'artista maraiano e la città di Chiavari, il nostro territorio? Sì, in effetti è un rapporto molto intenso e particolare, è presente spesso a Chiavari, lo sappiamo dagli atti notarili che riguardano appunto le commissioni di Maragliano che via via vengono realizzate per Chiavari. Abbiamo questi due centri importanti, le confraternite di Sant'Antonio Abate e di San Francesco, che all'interno raccolgono sodalizi di minore importanza ma che sono dedicati uno a San Sebastiano, uno a San Rocco, uno alla Addolorata,